Archeosarrabus è un progetto nato 5 anni fa, il cui obiettivo è censire, valorizzare e promuovere i siti archeologici del Sarrabus. Il Sarrabus è una microregione della Sardegna sud-orientale che si sviluppa attorno al bacino del Flumendosa, uno dei fiumi più importanti della Sardegna, il secondo per portata. Comprende principalmente 5 paesi, 5 comuni, che sono Muravera, Villapuzzu, San Vito, Castiadas e Villa Simius. La bellezza del suo territorio e delle sue coste attraggono ogni anno centinaia di migliaia di turisti, facendone una delle mete più ambite di tutta la Sardegna. Ma oltre al mare, questo territorio nasconde anche tantissimi siti archeologici che oggi non sono valorizzati. L'attività di Archeosarrabus e di Limen Sarrabus Gerrei, l'associazione di cui facciamo parte, è quella di promuovere questi siti archeologici con una duplice finalità. La prima è quella di far conoscere agli abitanti del Sarrabus le ricchezze nascoste nel suo territorio e in secondo luogo creare anche una proposta turistica che sia diversa da quella balneare. In questi anni il nostro lavoro ha portato alla catalogazione di circa 400 siti archeologici, di cui abbiamo creato dei servizi fotografici dei video che sono presenti in tutte le nostre piattaforme social. Per individuare i siti archeologici siamo partiti dai censimenti ufficiali, quindi per esempio ai piani urbanistici comunali o al piano paesaggistico regionale. Abbiamo attinto da censimenti volontari come noi, passando poi per informazioni raccolte per esempio parlando con cacciatori, con pastori, con allevatori, con agricoltori, con gente che comunque conosce e è cresciuta nelle campagne. Grazie a questo lavoro siamo riusciti ad oggi ad aggiungere soltanto del periodo neolitico, prenuragico e il nuragico, circa 70 siti che non erano censiti, quindi li abbiamo riportati alla memoria collettiva. L'attività poi prevede anche un progetto chiamato I Sentieri Primitivi del Sarrabus, che consiste sostanzialmente nel recuperare tutti i vecchi sentieri che passano in prossimità dei siti archeologici. Un sentiero che parte da Villa Simius e che arriva fino a Quirra, quindi i confini estremi del nostro territorio, ma poi per tutti i comuni che sono interessati. Un altro progetto a cui stiamo lavorando sono le giornate di pulizia archeologica. Abbiamo già pulito 16 siti in collaborazione con gli enti, con i comuni e grazie all'aiuto di tantissimi volontari che ci danno una mano, questi 16 siti sono oggi fruibili e visitabili con molta più facilità. Abbiamo in programma di pubblicare delle guide cartacee, anche la realizzazione di un docufilm che parlerà appunto dei siti della nostra zona. Se vi piace quello che facciamo, continuate a seguirci, sosteneteci e condividete i nostri video. Ciao!